Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E noi anche questa settimana siamo pronti per iniziare come sempre una nuovissima puntata di Made in Polesine. Ciao a tutti da Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno inclito pubblico. Come va? Tutto bene? Tutto bene, Sanremo superata, Festa della Donna superata. Ecco. Vabbè. No, sembrava fosse Sanremo e la Festa della Donna, che cose proprio che prima passano e meglio è. E invece no, dai. Piaciuto Sanremo sì. Ti è piaciuto? Io sinceramente l'ho visto pochissimo. È uno snob. No, ho visto qualcosina proprio la serata finale, perché ero proprio a casa e quindi ho visto qualcosina. Vabbè. Poi per quanto riguarda la Festa della Donna, insomma, è passato un po' in sordina, visto che è iniziato anche il lockdown, quindi Vabbè. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Adesso i titoli subito, immediatamente. Allora, il primo, ULSS e compensi. Poi, questo non è amore. Da eroe a dimenticati. Bosco di Dante. Ti direi cos'è? Poi ultimo, Polesine Film Commission, ormai una realtà. Questi i titoli di oggi, tra poco per iniziare Made in Polesine. Allora, pronti per partire con la puntata di oggi di Made in Polesine? Primo titolo che andiamo ad affrontare, ULSS e compensi. Allora, 10 giorni fa più o meno il direttore dell'ULSS 5, che è l'ULSS Polesine Compostela, è andato in pensione ed è subentrata la signora Patrizia Simeonato, la dottoressa Patrizia Simeonato, che naturalmente salutiamo, facciamo gli auguri che tutto funzioni, eccetera. Però andando a scartabellare, guardare un pochino su online, ho guardato cosa effettivamente prende un direttore di una ULSS, e sono 154.000 eurini, che non sono pochi. Probabilmente se li merita tutti. Non sto disquisendo se sono pochi o sono tanti. Tra l'altro, se raggiunge certi obiettivi avrà un altro 20% in più, quindi praticamente vuol dire prendere 12, 13, 14.000 euro al mese, che non sono pochi, e sicuramente se li merita, eccetera eccetera. Non voglio entrare, arriva poi la botta, però dai, vediamo il sunto qual è. E poi dopo ho guardato cosa prendono chi ha lavorato in regione, quindi anche lì hanno vitalizi per 3, 4, 5 mila euro al mese, ne prendono altri 8, 9 mila euro una volta lire di stipendio, e poi dopo i deputati che anche loro ne hanno 14, 15 mila, e insomma c'è un sacco di gente che prende una barca di soldi, e come ripeto, se li meritano, io non sto qua disquisendo, perché il problema è quando queste persone qua, che fondamentalmente sono dei nostri dipendenti, perché vengono pagati con le tasse di noi cittadini, eccetera eccetera, prova a chiamarli e vedere se ti rispondono. Io ho, nella mia rubrica c'ho più o meno una quindicina di onorevoli deputati regionali, eccetera, per lavoro, eccetera. Ma è molto difficile che mi rispondano alla terza, quarta volta. Saranno impegnati sti ragazzi. Quindi bisognerebbe anche che noi cittadini potessimo avere anche una linea diretta con voi, dal momento che avete tutti i privilegi del mondo, prendete una barca di soldi, e come ripeto, sicuramente ve li meritate per il lavoro, per l'impegno che... C'è un po' di ironia, però, un pochino, c'è un po' di ironia. Un pochino, io ti sto ascoltando, però dai. Però perlomeno abbiate il buon gusto che, se vi cerchiamo di trovare, veramente qualsiasi cittadino ha bisogno di un pezzo grosso, non riesce a beccarlo neanche se va davanti alla porta 3 giorni. Ecco, era questo ce l'avevo qua. Come ripeto, prendete 20.000 euro al mese, ve li meritate, nessun problema, ci sta, vabbè, fa parte del gioco, eccetera eccetera eccetera. Però se io ho bisogno, se vi mando una mail mi dovete rispondere. Secondo te rispondono alle mail? Ma no, ma neanche le PEC. Ma non ce la fanno. Gli mandi le PEC e non ti rispondono. Ma non ce la fanno. Vabbè. Dai, insomma. Dici che l'impegno. Vabbè. Quindi capito, amici che avete degli stipendi
amici del settore pubblico che avete degli stipendi veramente importanti, 15.000 euro al mese, io vorrei che se faccio uno squillo tu già mi rispondi. Vabbè, insomma, è una cosa. Vabbè, se ti mando una mail già mi rispondi. Guarda, io mi rendo conto anche che magari no. avranno un sacco di persone che chiamano, che hanno dei problemi, qualcuno magari anche qualche problema banale, insomma, perché magari cose anche strane, se vogliamo. È un po' difficile, insomma, che riescono a rispondere un po' tutti quanti, però almeno avere che ne so, anche una segreteria, qualcosa dove ce l'hanno, viene pagato da noi, dove qualcuno se ha appunto dei problemi, ha dei quesiti da esporre, possa essere ascoltato. Insomma, io non dico che possa essere la persona stessa a rispondere, però perlomeno rispondi, ti mando una mail, che abbia una segreteria, qualcosa, insomma, che io posso entrare in contatto con te anche se non in maniera diretta. Lo so che anche questo non è possibile. Perché? No, cioè nel senso, non è possibile da parte dell'utente avere un contatto, non è veramente possibile, cioè non te lo fanno fare, ecco, se così. Ecco, perché non vogliono farlo. Sì, non vogliono farlo. Quindi avete capito che siamo tutti e due un po' arrabbiati. Vabbè, dai. Allora, però alle mail, non dico alle telefonate che magari rompiamo i maroni con le telefonate, però rispondere alle mail sarebbe cosa buona e giusta e anche educato. Questo sì. E siccome avete anche ragionieri, dipendenti e segretari che rispondono, anche loro, che tra l'altro anche lo stesso vizio ce l'hanno anche loro di non rispondere, alle mail rispondete. Va bene, allora questo era il nostro quesito diciamo, di questo nostro primo argomento, e noi la chiudiamo qua e ci risentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo rientrati e siamo pronti per continuare anche questa settimana la puntata di Made in Polesine. Altro titolo: Questo non è amore. Allora, perché ne parliamo? Che bel titolo, però, È un titolo che è collegato alla festa della donna di lunedì 8 marzo, perché c'è la campagna informativa questo non è amore, e c'è un camper che arriva in centro, in particolar modo a Rovigo, e secondo me è una cosa interessante perché dice il titolo del giornale dove abbiamo ricavato: il veicolo è espressamente pensato anche per fornire un ambiente d'ascolto protetto per persone che decidono di sfruttare questa opportunità per chiedere aiuto, perché molto spesso, l'abbiamo sempre detto, Festa della Donna celebra il fatto che molte donne vengono picchiate in famiglia, vengono perseguitate, eccetera eccetera eccetera, e purtroppo il 90% di quello che succede di negativo verso le donne viene in famiglia. Molte donne cercano di non farlo sapere in giro, di non rivolgersi a chi potrebbe dargli una mano, e quindi questa iniziativa per me è molto molto importante. Questo non è amore. E poi dopo sottolineo una cosa che tutti hanno suggerito: donne, quando in famiglia qualcuno vi picchia, denunciatelo subito, anche perché questo non è amore, come giustamente dice il titolo del camper che sta girando per Rovigo. Questo non è amore, certo. Quindi non pensate voi di sbagliare, dovete essere tempestive e denunciare chi vi picchia, anche se fino a ieri era il grande amore della vostra vita. Sì, anche perché è una cosa che poi non andrà mai a buon fine, nel senso, se state zitte, come diciamo noi, mandate sempre giù, la cosa continuerà sempre finché non verrà il momento che potrà degenerare, e poi dopo ne risentiranno i figli, ne risentirà da qualsiasi, tutti quanti, esatto. Quindi bella comunque come iniziativa. Questo non è amore, un camper che appunto arriva in centro Rovigo. Dai, brevissima pausa, torniamo tra pochissimo. E questa, miei cari, è Made in Polesine, tutte le settimane su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Vi ricordo la prima messa in onda come sempre il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche sulle varie radio, insomma Radio Diva e anche Radio Colbe. Ulteriore titolo che andiamo ad affrontare: Da eroi a dimenticati. Allora, dal primo lockdown decisamente i nostri angeli erano gli operatori del settore, gli OS, del settore sanitario, quindi i dottori eccetera.
Però c'è questa notizia che veramente mi dispiace sottolinearla. Badia Polesine, casa di riposo, casa del sorriso, praticamente hanno fatto il buco di bilancio per la gestione di questa casa di riposo e ora se la prendono con i lavoratori. Praticamente vengono chiuse due reparti, due nuclei, e nella migliore delle ipotesi come prospettiva sarà quella di essere riassorbiti i dipendenti, gli OS di questi due nuclei da una cooperativa, e quindi sicuramente dovranno rinunciare a certi privilegi dal punto di vista assistenziale, eccetera. E quindi, come sempre, quando poi dopo un settore va in crisi, chi ne risente sono le parti più deboli, in questo caso i lavoratori. Certo, sì. Ecco, quindi era sottolineare questo. Noi siamo un paese schizofrenico che passa da esaltare una persona al giorno dopo a volerla fustigare e voler sul pubblico ludibrio con l'agonia. Quindi innanzitutto solidarietà appunto ai dipendenti di questi due nuclei che verranno chiusi, e magari invece di ripercuotere su loro il problema, se qualcuno ha sbagliato e ha fatto un buco di bilancio, che paghi anche in proprio e insolito, come si dice. Non succede mai? Dici? Non quasi mai. Mai, vabbè. Assolutamente. E con questa botta di ottimismo dei vostri due conduttori andiamo in pausa. Ma che bello, siamo qua, siamo in diretta e questo è Made in Polesine. Adesso un altro titolo che andiamo a sviluppare: Bosco di Dante. Cos'è il Bosco di Dante? Il Bosco di Dante è un terreno adiacente agli scavi archeologici di San Basilio a Ariano nel Polesine, dove verranno piantate tanti alberi, in particolar modo figli della rovre che c'era sulla famosa quercia di Ariano nel Polesine. E perché si chiama Bosco di Dante? Perché in un trattato della vita di Dante salta fuori che, perduto nelle campagne del Polesine, salì sul Po di Goro su una quercia e vide la retta via. E quindi, siccome sono 700 anni dalla morte di Dante, e siccome il comune di Ariano nel Polesine ha vinto un bando delle Poste Italiane per la piantumazione di 700 alberi, ma però hanno poi ripiegato purtroppo in 7 alberi, in 7 querce relativamente ai 7 secoli, però è stata veramente una bellissima cerimonia, perché hanno piantato innanzitutto questi 7 querce, di cui 3 erano figlie della quercia della rovre, ma poi perché hanno dato in affidamento, e giustamente l'assessore Vidali diceva è come un padrino o una madrina a un battesimo o una cresima, agli enti che più sono importanti e più agiscono nel territorio. In particolar modo ogni albero era assegnato: uno al comune di Ariano nel Polesine, uno al consorzio di bonifica Delta del Po, uno alla diocesi di Adria e Rovigo, uno all'ente parco regionale Veneto del Delta del Po, uno all'istituto comprensivo di Ariano e Corbola e uno alla provincia di Rovigo, e ultimo ma non ultimo a Veneto Agricoltura. Quindi bellissima iniziativa, complimenti naturalmente al sindaco che era presente, Luisa Beltrame, e all'assessore Vidali. E sai cosa ho visto? Cosa hai visto? Che il sindaco di Loreo, nonché presidente del parco Delta, con il badile è un grande, bravo, perché si è piantato e si è piantumato lui un albero. Bravo sindaco. Guarda che era un artigiano, quindi era un lavoratore che ha anche un passato di agricoltore, quindi bravo sindaco, è stato quello che meglio si è districato col badile in mano, perché il badile non lo si nega a nessuno. Va bene, ma quante cose sai, però, no, si informa, però mi informo. Ha tutti gli appunti e tutte le sue le cosine scritte bene, scritte proprio stampate, non scritte a mano, quindi bravo Leandro Maggi, dai. Ti voglio bene. Ci sentiamo tra poco. Ultimo argomento di oggi di Made in Polesine, una grande realtà questa che andiamo ad affrontare, insomma, in questo argomento. Polesine Film Commission, oramai una realtà. Ecco, è una realtà perché la Polesine Film Commission, diciamo che ha il compito di
promuovere la settima arte, che è appunto il cinema nel nostro territorio. Abbiamo visto in tanti territori quanto è importante, ho visto la regione Puglia quanti fiction fanno, certo. Umbria, Don Matteo eccetera, quindi anche noi abbiamo questa possibilità attraverso la collaborazione con Polesine Film Commission, ma soprattutto con la RAI, perché c'è una nuova serie che si chiama Non mi lasciare, e stanno cercando ragazzi e ragazze tra i 20 e i 35 anni e uomini e donne dai 40 anni in su. Non sono richieste esperienze di recitazione e cerchiamo persone della zona Porto Tolle e dintorni. E siccome che il materiale va inviato entro il 12 di marzo, quindi siamo con i tempi molto stretti, potrebbe essere un'occasione innanzitutto per vedere da vicino come ci si comporta in un set cinematografico, ed è sempre una bella esperienza, certo. E poi magari hai visto mai che qualcuno possa diventare un personaggio. Negli anni 50 in questa maniera divenne famoso Rick Battaglia, che aveva partecipato come comparsa in qualche film, poi diventò protagonista nel film Scanoboa con Sofia Loren, che tra l'altro ebbe anche una piccola storia d'amore. Vedi a volte, esatto. A volte. E quindi, poi è anche una bella soddisfazione magari vedersi sì. Al cinema, adesso quando saranno cinema riaperti, magari poi successivamente anche in televisione, chi lo sa, insomma, è una cosa, è una piccola soddisfazione anche personale, insomma, se vogliamo. Ecco, vi do anche eventualmente, se qualcuno vuole, penso ci sia ancora qualche posto, e se vuole partecipare c'è una mail dove rivolgersi, si chiama comparse.polesine@gmail.com, e quindi a tutti quelli che vorranno partecipare noi facciamo gli auguri di diventare come Raoul Bove. Però bisogna far presto, perché c'è il tempo fino al 12, sono i giorni contati oramai, quindi purtroppo per la replica siamo già fuori, o sbaglio? Per la replica il sabato, vediamo un po'. No, ci siamo ancora. Ci siamo più. È il 13. Niente, quindi solo per oggi, giovedì, che è il giorno di diretta. Bene, allora tra pochissimo per i saluti finali. Nella fase conclusiva di Made in Polesine, come sempre, siamo arrivati, e anche quest'oretta è veramente volata. E prima di salutarci, come sempre, vi ricordiamo che tutti i giorni c'è questa rassegna stampa condotta e prodotta anche da Leandro Maggi, quindi sul web e anche su Radio Diva, trasmessa su Radio Diva alle 11.50, poi anche alle 14. Come sta andando? Mi sembra molto bene. Sta andando bene, la gente è contenta quando mi vede, grazie che ci informi, e quindi ci fa piacere. Naturalmente quando ci fanno i complimenti ci fa piacere, un po' meno quando ci dicono robe negative. No, però insomma ci sta, però, dai. Quindi ci sta. No, intanto ringraziamo tutti i media che ci danno la possibilità, in particolar modo Radio Diva, grazie Davide, e che dire, a me fa piacere farlo, anche perché così alla mattina mi leggo i giornali, mi tengo informato, e così posso dire anche la mia in bar. E informi anche tutta la gente. Tra l'altro in bar non si può più dire la sua, no, perché sono chiusi. La sua non si può dire, detta così proprio. Dai, con questo abbiamo veramente concluso. Un ringraziamento particolare a tutti voi che ci seguite tutte le settimane costantemente e numerosissimi, insomma, siamo felici degli ascolti che abbiamo sotto mano, che abbiamo le visualizzazioni, se vogliamo, dette così, va bene. Ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti, vi vogliamo bene. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.